Ecco come sarà Piazza Vecchia per i Maestri del Paesaggio 2026. A noi non è piaciuta, ma non è una questione di gusto. Ciao, sono Federico Biffignandi, giornalista professionista e questa è una nuova puntata di IN, il contenuto di inchiesta e informazione di Maresana Web TV. Dal 4 al 20 settembre Piazza Vecchia sarà allestita per la manifestazione artistica Landscape Festival. Siete curiosi di sapere come sarà? Il tema scelto è Nuovo Rinascimento, curatrice Cristina Mazzucchelli. Ad essere allestiti dovrebbero essere quasi esclusivamente solo i deore dei locali che si affacciano su Piazza Vecchia. Questo perché il comune ha espresso la necessità di renderli esteticamente più omogenei. È giusto che un diktat dall'alto sovrasti l'idea artistica puntando sui locali privati? E chi li paga? Ad oggi i commercianti della piazza non lo sanno. E degli altri che ne è? E quando la manifestazione finirà? Addirittura il lavatoio, senza locali attorno, ha rischiato di non essere compreso nell'allestimento. Insomma, una manifestazione artistica che richiamava del buon turismo rischia di diventare un'altra trovata commerciale? Ma chi decide? Chi dà l'impronta a questa manifestazione? Archetypos organizza l'evento dal 2011 in collaborazione con il comune, che probabilmente ha sempre più potere decisionale anche perché incassa decine di migliaia di euro dall'evento. E allora anche questo diventa un modo per guadagnare con un turismo di massa e votato al consumo per forza? Un ruolo, quello del comune ingombrante, divenuto tale forse dalla criticatissima piramide sulla Fontana Contarini, anno 2023. Il rischio dunque è che il dibattito si sposti sulla radice della scelta per l'edizione 2026. Un peccato, perché si rischia di evitare di parlare dell'arte, della storia e della cultura della nostra città alta. Non possiamo sostenere che il turismo debba essere gratuito, ma che possa svilupparsi in maniera autentica, corretta e a misura di una città come Bergamo è una strada necessariamente da percorrere. La domanda è, se tutto fosse confermato, di chi è la responsabilità? Un colpo di testa di Archetypos o una scelta del comune di Bergamo che negli ultimi anni sta approfittando un po' troppo dei soldi derivanti dal turismo? O forse si è allungata l'ombra lunga di Visit Bergamo, un po' troppo poco ente promozionale e un po' tanto ente di commercio del turismo? Un esposto alla Corte dei Conti ha acceso la luce sull'operato ritenuto poco trasparente della D. Christopher Sanchez. Noi abbiamo notato troppe proposte commerciali e pochi servizi ai turisti e scoperto che, ad esempio, gli aperitivi a pagamento in locali scelti autonomamente godono di una percentuale di incasso del 50% a favore di Visit Bergamo. Non è un po' troppo? La nostra domanda resta: di chi è la responsabilità? In attesa di capire e trovare i responsabili li aspettiamo sulla pietra dello scandalo dove un tempo a Bergamo venivano fatti sedere quelli che meritavano una tirata d'orecchie.